A Barcellona il pilota venezuelano Pastor Maldonado con la Williams ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinta prova del mondiale di Formula 1. È la prima affermazione del conduttore latinoamericano. Secondo posto del podio per il ferrarista Fernando Alonso, mentre terzo è giunto Kimi Räikkönen con la Lotus. Nella graduatoria mondiale dei piloti Fernando Alonso raggiunge Sebastian Vettel a quota 61. Sul circuito di Donegal, nel Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike, Marco Melandri con la BMW si è aggiudicato gara 1, quinta prova del mondiale. Il pilota italiano ha ottenuto così la prima affermazione in questa specialità. Secondo posto per il compagno di squadra Leon Haslam e terza piazza per Tom Sykes. In gara 2 Jonathan Rea con la Honda ha vinto davanti a Max Biaggi con la Aprilia e Tom Sykes con la Kawasaki. Nella graduatoria iridata di Superbike Max Biaggi mantiene la vetta con 5 punti su Tom Sykes. Il team Rangoni di Bologna in questo primo scorcio di stagione ha ottenuto le prime 3 vittorie nella penisola iberica con brillanti prestazioni di Oscar Nugges, che nella Clio Cup Spagna sulla pista di Montmeló domenica 22 aprile in gara 2 ha conquistato la prima vittoria. Lo spagnolo ha così conseguito il primo posto sul podio, mentre il secondo è andato all'altro pilota biancorosso Simone Di Luca. Nugges ha bissato la vittoria nella terza tappa della Clio Cup Spagna il 6 maggio ad Alcaniz in gara 2, mentre in gara 1 secondo posto e primo podio della stagione per Toti Accarese. Il prossimo appuntamento della Clio Cup Spagna è fissato per il 6 giugno ad Albacete. Nella prima tappa della Ginetta Cup domenica 15 aprile all'autodromo di Imola 2 vetture del team Rangoni hanno partecipato, affidate gli equipaggi composti da Rogari Silla e da Merendino Pelliteri. Affermazione di Rogari e Silla che hanno condotto la corsa dall'inizio alla fine. Il 3 giugno il team Rangoni Motorsport prenderà parte alla Clio Eurocup. Nel circuito di Spa, sulla pista belga, saranno impegnati Nugges, Di Luca, Arcarese e Vasquez. Nella Clio Cup Italia il secondo appuntamento di questa stagione si correrà il 27 maggio a Imola. Lo scorso anno il mercato motociclistico indiano ha registrato un vero e proprio boom, superando i 13 milioni di unità, mentre le previsioni confermano che questo trend positivo è destinato a continuare anche per i prossimi anni. L'India non sembra soffrire il rallentamento economico mondiale grazie alla notevole crescita demografica e all'aumento dei redditi che hanno favorito un sensibile incremento dei consumi. Rimane sostenuta la richiesta di beni di consumo durevoli e di quelli a rapida rotazione come i motocicli, che in India rappresentano il 76% dei mezzi utilizzati per la mobilità. Nel mese di aprile si è svolta a Rohtak, città indiana nel distretto di Haryana, la cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione del nuovo stabilimento Suzuki destinato alla produzione di motocicli. Si rafforza così la presenza dell'azienda giapponese in India, cominciata nel 2004 con l'istituzione della filiale commerciale Suzuki Motorcycle India, società che nel 2006 ha avviato la produzione di motocicli nello stabilimento di Gurgaon nel territorio di Haryana. Nel 2011 il gruppo Suzuki in India ha prodotto 350.000 unità tra moto e scooter, con un aumento pari al 122% rispetto all'anno precedente. Dal mese di maggio i clienti di Yamaha, in occasione delle attività di manutenzione periodica del proprio scooter durante i giorni d'attesa, avranno a loro disposizione dalla casa dei 3 diapason un veicolo di cortesia, il 2 ruote elettrico EC03. I clienti della Yamaha potranno testare personalmente l'innovativo 2 ruote che sta scrivendo un nuovo capitolo della mobilità urbana. Yamaha EC03 è infatti caratterizzato dalle numerose qualità della propulsione elettrica: ridurre l'impatto delle emissioni nelle vie cittadine, abbassare nettamente i costi di esercizio e di manutenzione ed eliminare le fastidiose code ai distributori, annullando di fatto l'alto costo del carburante.